Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buona domenica, buon 7 giugno e noi ci troviamo nella meravigliosa isola di Favignana per questo live. Anche oggi viaggeremo e cominceremo con la nostra consueta rubrica della domenica con uno dei tre fondatori di Io Compro Siciliano, il mitico Francesco Caravello. La rubrica è il Chiedimi pure. E viaggeremo in questa giornata per la Sicilia, andremo a Sciacca dove ci attenderà il nostro ospite di oggi, uno chef, con lui conosceremo veramente un personaggio storico della cucina, il cuoco dei re, il re dei cuochi, una giornata tutta da vivere, tutta da gustare. Noi iniziamo come è di consueto con i nostri grazie 237.012 volte grazie ancora, grazie ogni giorno. Continuiamo a crescere, a diventare sempre più grandi insieme a voi, insieme al vostro abbraccio, insieme ai vostri suggerimenti, diciamo sempre continuate a seguirci, sono tante le novità, questo è un mese molto speciale e molto particolare, proprio ieri e l'altro ieri abbiamo avuto l'incontro con Davide Morici, sempre con la rubrica Chiedimi pure, l'altro ieri con Giuseppe Giorgianni, stiamo sempre più sviluppando i nostri temi e soprattutto realizzando i nostri sogni. Vorrei iniziare questo appuntamento anche facendo un grande augurio, un grande buon compleanno ad un grandissimo artista, ad un'eccellenza artistica, ad un'eccellenza siciliana. Stiamo parlando degli 84 anni di Pippo Baudo, un'eccellenza siciliana, pensate, 60 anni di carriera, veramente un uomo eccezionale e quando si parla di eccellenza sicuramente Pippo Baudo ci rappresenta in toto. Bene, noi siamo pronti per iniziare questo appuntamento e sapete perché dico che è un appuntamento gustoso? Rimanete lì e ve lo dico. Signori, ad iniziare questa domenica con me il mitico Francesco Caravello. Eccolo lì, chissà perché sarà una domenica gustosa questa, ma Buongiorno, buongiorno! buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano live. Oggi è domenica e cosa si fa la domenica, Katiuska? Cosa si fa? Si Cosa si cucina! fa? Si Sì, ma friggono in le particolar modo melenzane! cosa si fa? La domenica si friggono le melanzane, bravissima, ce l'abbiamo qua, le stiamo friggendo perché oggi si mangia la parmigiana. È fondamentale, senti che bel rumore. Questo è il rumore della domenica, è l'unico rumore che possiamo sopportare, perché naturalmente la domenica serve per rilassarsi, ci si allontana dallo stress, dalla routine, eccetera, eccetera, ma l'unico rumore che ci piace è proprio questo. Guarda qua che meraviglia, lì abbiamo Sentite, la Sicilia. Naturalmente sentite. questo è uno dei due appuntamenti della domenica, perché l'altro appuntamento è assistere a Io Compro Siciliano live con Katiuska. Abbiamo questi due impegni, per il resto poi siamo liberissimi. Ma oggi abbiamo anche uno stile Senti, speciale. Oggi abbiamo anche uno stile speciale, tutti i nostri ospiti sono speciali e tutti i nostri ospiti hanno tante storie da raccontarci. è vero. Adesso ti passo la parola. Senti Francesco, innanzitutto io devi sapere ogni volta che abbiamo la nostra rubrica della domenica, io sono sempre curiosa perché ho detto chissà oggi Ciccio che cosa farà per noi, nel senso che oltre ai tuoi appuntamenti delle 18 con aperitivo social, la domenica quando sei con me hai sempre delle grandi sorprese, quindi abbiamo Ah visto sì? anche oggi sei lì ai fornelli a preparare, a friggere le melenzane. Senti, Sì, la mia vita innanzitutto è per me incentrata a 360 gradi su tutto quello che è enogastronomia, quindi se non mi becchi è che sto vero. cucinando, mi becchi che sto parlando di cibo, che sto parlando con qualche chef. Chef favolosi come quello, ad esempio, che abbiamo oggi ospite, che però presenterai tu. Senti, Francesco, innanzitutto io come sempre rinnovo i complimenti a te, a Davide Morici, a Giuseppe Giorgianni, perché state continuando a fare un lavoro magnifico, ogni giorno ci sono nuovi progetti, ogni giorno si sviluppano sempre più quelli che sono i punti che per voi sono i punti fondamentali, legati appunto tu parli sempre identità, qualità, provenienza dei prodotti
dare il volto alle aziende. Esattamente, è importantissimo dare un volto alle aziende, dare un volto ai prodotti, perché nel momento in cui ti trovi davanti a uno scaffale o comunque in una bottega da acquistare qualcosa, ti verrà di certo più facile scegliere un prodotto del quale conosci già la storia, del quale hai già visto il volto del produttore e ti ha raccontato anche tutta la passione che ci mette nel produrre quel determinato prodotto. E quindi ti verrà molto più facile. Questo qua rientra tutto nel pacchetto di scelta consapevole. Scelta consapevole vuol dire appunto questo, vuol dire conoscere ciò che porti a tavola, perché quello che porti a tavola naturalmente è salute per te, per i tuoi cari, è salute per il tuo territorio, per l'economia del tuo territorio e soprattutto per l'ambiente, perché se acquisti prodotti del tuo territorio, sicuramente quei prodotti là inquinano meno, hanno fatto meno spostamenti, meno chilometri e di conseguenza avrai fatto bene anche al tuo ambiente, che non è un tema assolutamente da tenere sotto banco. Assolutamente. Senti Francesco, allora io farei così. Innanzitutto salutiamo gli amici che sono per questa domenica già collegati con noi. Ho in sovraimpressione la buona domenica da parte di Maurizio Tumminia. Maurizio Tumminia, tra l'altro, sapete, è un punto fondamentale anche per quello che è gli artisti, ha questo gruppo meraviglioso che condivide con noi questa gioia legata alla promozione della Sicilia. Quindi ciao Maurizio. Abbiamo Angela Grotte, Chiara Logalbo, Sergio Pochini, Massimo Aiello, sono collegati con noi. Ciao ragazzi. Rosario Fiume dice buongiorno e buona domenica da Floridia, sono in provincia di Siracusa. Ciao Rosario. Ancora Nicola Argento, buongiorno e buona domenica. Nicola Argento tra l'altro è stato proprio settimana scorsa ospite da noi, una delle famiglie storiche più importanti della Sicilia, quindi grande Nicola, forza, viva l'opera dei pupi. Ancora Giuseppe Luisa Sambul, buona domenica a tutti. Elisabetta Castagnetta, ciao Elisabetta, buongiorno. Ciao, Elisabetta, e buona la parmigiana. Dice sì. Buona la parmigiana. Ancora abbiamo Patrizia Cellini. Tu lo conosci il detto l'ultima è Tiriano, un antico detto palermitano, l'ultima è Tiriano, è quando hai finito di fare quell'ultima fase di quel qualcosa che stai facendo, ed eccola qua, ecco, è l'ultima. Eccola qua. Meraviglia. Il nostro bel grillo tutto siciliano. Che ci piace, ci piace. Guarda, devo dirti che in questo momento ti invidiamo molto, sai Ciccio, ti invidiamo. Ancora saluti a Patrizia, ciao Patti, tra l'altro è una delle nostre moderatrici, ciao Patti, buon lavoro, Chiara Seidita. Patrizia Cellini dice, il mio chef preferito è Ciccio, hai capito? Salvatore Musto, ciao. Salvatore Musso ci scrive da New York. Ciao Salvatore, ciao, grazie per essere con noi e ne approfitto come sempre per salutare tutti gli amici siciliani che sono nel mondo e seguono sempre le nostre trasmissioni, quindi grazie, saluto a voi. Ancora Daniele Di Joy dice buona domenica a tutti, seguiamo la vostra diretta con interesse. Ciao Daniele, grazie. Bene, allora Ciccio, io quest'oggi, per questa domenica, vorrei portare il nostro gentilissimo pubblico direttamente a Sciacca. Siamo in provincia di Agrigento. La Sciacca è meravigliosa, è una città marinara, turistica, termale, ricca di monumenti, è ricca di chiese. È molto famosa per il suo carnevale storico, ma è anche molto famosa per le sue ceramiche. Beh, ad accoglierci c'è un grande chef, lui è stato per 40 anni insegnante di cucina, è stato grande chef, grandi esperienze, anche lui porta la Sicilia nel cuore da sempre e crede molto in quella che è la rete. Ci parlerà di un personaggio nello specifico, questo personaggio di cui lui ci parlerà quest'oggi è un personaggio vissuto tra la fine del 1800 e la prima parte del 1900. Lui è presidente delegato dei Disciples Auguste Escoffier. Abbiamo con noi da Sciacca lo chef Giovanni Lorenzo Montemaggiore. Salve, piacere, è un piacere essere con voi e di condividere questi momenti così deliziosi, perché il cibo comunque deve creare passione, deve creare goduria principalmente, no? Dobbiamo attivare le nostre papille gustative. Se fosse un profumo diremmo che buon odore, anche se il cibo, lo dicevo sempre ai miei alunni, va valutato prima col naso,
anzi prima con gli occhi, poi con il naso e poi con la bocca in ultima analisi, ma anche dal rumore che fa certe volte il cibo, no? La croccantezza, come è servito nell'insieme e tutto. E poi mi rifaccio al personaggio di cui tu parlavi prima, del gusto. Lui ci lasciò questo famoso detto che bisognerebbe rispettare sempre, rispettare l'architettura del gusto. Noi in bocca abbiamo le papille gustative, te lo ripetere, e vanno rispetto il dolce, il salato, il piccante, no? E quindi prima dobbiamo procedere, infatti il menù, lui creò il menù che non esisteva, volendo indicare al commensale cosa dovesse mangiare prima. Nella lista del piatto, la carte, come dicono i francesi, c'è questo elenco di cibi che vanno consumati, vanno mangiati in crescendo. Quindi prima mangerò qualcosa di delicato, voglio fare un esempio, un risottino con gamberette e zucchine, la banalità, e poi magari mangerò l'arrabbiata, mai al contrario, altrimenti le mie papille gustative saranno ammortizzate da questo piccante e quindi non gusterò poi il risotto, per cui io mi sono prodigato a farlo nel miglior modo possibile. Tu parlavi di Augusto. Io di tanto in tanto mi inserisco, chef, parliamo proprio di vera architettura del gusto, cioè quello che lei in questo momento ci stava spiegando e che poi è una cosa, tra l'altro, che spesso anche Francesco dice, nel senso è importante. Come? In merito a questo tema. Sì, certo. Però finisce. Sì. In merito all'architettura, naturalmente ogni chef sotto questo aspetto diventa un architetto, quindi un architetto con il proprio stile, con i propri gusti. Nella sua architettura del gusto, quanto è presente la Sicilia, il sapore siciliano e quindi l'ingrediente siciliano? Nel mio? Al 101%. Sì. Al 101%. Da sempre. Quando vuole sviluppare una nuova ricetta, il primo ingrediente che le viene in mente qual è? Ma penso al cappero, penso all'origano, penso alle acciughe di Sciacca. Sciacca ci sono 24 aziende ittico-conserviere, non solo le ceramiche. Sciacca nelle sue paniere. Sciacca è capitale del pescato, ragazzi. Sciacca è il secondo porto peschereccio d'Italia, dopo San Benedetto del Tronto, che è il primo. Sciacca è il primo, anche se Mazzara vorrebbe detenere il primato, ma Mazzara fa un pescato d'altura, stanno fuori 2-3 mesi, quelli sono delle fabbriche galleggianti. Sciacca invece, quando torna il pescatore nel pomeriggio, esce di notte e torna verso le 2, le 3, le 5, le 6 di pomeriggio e porta il pesce che, non esagero, si muove ancora, diciamo, non pesce normale, ma che so, le cicale, le aragoste, sono ancora in movimento, sono ancora vive, cioè dove ritrovi queste cose, capisci? Quindi, ecco, Sciacca, volevo dire che è un grande contenitore che contiene tutto, l'agricoltura, la pastorizia, il pescato, le terme, che sono uniche nella loro fattispecie. Sciacca ha un primato mondiale, che è quello delle grotte di San Calogero, del Monte Cronio, dove 6.000 anni fa già c'era il vino conservato lì dentro, erano abitate le grotte. Se non che ci fu uno smottamento, c'è stato praticamente in siciliano la spaccatura, come si chiama? Una sciaccazza, no? Quindi l'etimo Sciacca vorrebbero dire alcune storie che Sciacca deriva da sciacca, da sciaccazza, che è dall'arabo sciacche praticamente. La montagna si sciaccò e comincia a uscire questo vapore che si impregna dello zolfo nella montagna, arriva in queste grandi grotte, oggi chiameremo hammam, chiameremo spa possibilmente, e che impregnandosi di zolfo cura il reumatismo e le artrosi, insomma. Ecco, molta gente arriva torta e se ne va dritta ballando. Ma vedi con quanta passione ci racconta il suo territorio, questo attaccamento al territorio. A noi quanto ci piacciono questi personaggi che hanno... A noi ci piacciono, esatto. Perché come sempre io compro siciliano, lo diciamo sempre, lo diciamo ogni giorno e continueremo a dirlo. Quando noi diciamo identità, provenienza, questo poi è quello che fa la differenza. Ti dirò di più, anni fa abbiamo fondato un'associazione intestata all'isola Ferdinandea, che è l'isola che sta qua davanti a Sciacca, che nel 1831 è saltata fuori per 6 mesi e poi, siccome litigavano tutti, diplomaticamente l'isola se n'è ricalata e sta lì a 7-8 metri. Se c'è bel tempo si vede il cucuzzolo I pescatori lo chiamano bumbolo e si vanno a pescare il miglior pesce. Siccome c'è pieno di anfratti, è pericoloso andare, si potrebbero rompere le reti. Quindi quando il marinaio si vuole
vantare di aver preso un bel pesce grosso e ben nutrito, perché poi le alghe, allora Sciacca è un po' al centro di una situazione particolare marina. Da Porto Empedocle quasi a Mazara ci sono più di 50 chilometri di territorio marino dove il fondale è alto e quindi le alghe con la fotosintesi clorofilliana accelerano la loro produzione e quindi il pesce con i suoi pascoli marini si ciba di queste alghe e viene molto più gustoso. Quello dell'isola Ferdinandea, essendo ancora più alta come posizione, torno a ripetere, i marinai, allora ci venne in mente di chiamare, perché per 10 anni siamo stati attivi, poi le varie vicissitudini dell'uomo diciamo, non hanno più resa attiva al 100%, ma per 10 anni abbiamo fatto convegni, situazioni, meeting per 500 persone parlando di cibo siciliano e abbiamo trattato tanti argomenti, i formaggi, gli oli, i pesci, qualsiasi cosa. E come dicevo ieri, Katiuska, perché l'isola Ferdinandea? Perché l'isola Ferdinandea è come il cuoco in un ristorante, no? C'è, ma non si vede, ma non potrebbe esistere un ristorante senza il cuoco, come non potrebbe esistere il buon pesce di vanto del pescatore se non ci fosse l'isola Ferdinandea a Sciacca, che poi è un vulcano, non so se lo sapete, è un vulcano più grande dell'Etna. Hanno scoperto che c'è un insediamento vulcano più grande dell'Etna. Questo forse molti non lo sanno. Quest'isola sembra un po' fantascienza, una fantastoria, però è così. È saltata fuori quest'isola nel 1831 a luglio. Allora passiamo da lì gli inglesi, come al solito, dice questo è mio, cioè mette la bandiera, l'ammiraglio Graham e lo chiamarono Banco di Graham. Passano i francesi, che non sono di meno pirati degli inglesi praticamente, arrivano a mettere un'altra bandiera perché a luglio era l'isola Giulia di conseguenza. E arriva Borbone, dice ma scusa siete a casa mia, venite a non ho capito, cioè, e di conseguenza la chiamò Isola Ferdinandea. 10 anni fa ci venne Carlo di Borbone, il pronipote, e venne a stabilire, tanto un po' di poesia non guasta, ha messo una lapide sull'isola dicendo che comunque l'isola è dei siciliani e degli italiani. Vabbè, ha scoperto l'acqua calda, voglio dire. E noi abbiamo fatto socio nostro onorario dell'associazione Isola Ferdinandea, che comunque, torno a ripetere, si richiama sia al pescato e sia ai cuochi. Intanto, io al solito, ieri lei, proprio quando mi stava raccontando questa bellissima storia, mi ha fatto una bella equazione, poi ora leggiamo i nostri messaggi perché ci sono tantissimi amici che ci stanno scrivendo. Lei mi ha fatto un'equazione che era l'isola sta al pescatore di Sciacca come il cuoco al ristorante. Sta al ristorante. Quindi, vedi Francesco, ieri praticamente la conversazione con il nostro chef Montemaggiore è stato questo, nel senso che parlavamo di storie, come sempre parlavamo di racconti. Permettetemi però di leggere alcuni messaggi. Rosario Fiume scrive: noi stamattina abbiamo iniziato con granita di mandorla, quindi c'è chi inizia friggendo la domenica le melanzane, c'è invece appunto come il nostro Rosario Fiume dice: noi abbiamo iniziato con granita di mandorla di avola, buona, stiamo proseguendo con il pollo modicano al forno e la parmigiana e stasera finiremo con le nostre pizze. Giornata lunga, ma a noi ci piacciono. Giornata impegnativa. Non è bastata, l'epidemia non è bastata, si continua a infierire praticamente. C'è ancora questo messaggio della nostra straordinaria, lei fa parte della squadra di lavoro di Io Compro Siciliano ed è Alessia Smile Food. Buongiorno Katiuska e Francesco, che bello questo live in versione tutta estiva. Molto estiva. Molto estiva, tra Favignana, Palermo e Sciacca, meraviglia. Il nostro ospite di oggi poco fa ci ha fatto vedere anche il mare che ha di fronte. Un mare fantastico che vede direttamente dalla sua casa, che è una cosa pazzesca, una cosa meravigliosa. Poi ci piace, poi vogliamo vedere, chef, ci porta un attimino in giro. Nel frattempo, allora, avevamo i saluti di Giuseppe Giorgianni, altro fondatore insieme a Francesco e a Davide questa meravigliosa realtà di Io Compro Siciliano. Ciao Giuseppe. E abbiamo un messaggio di Stefania Cattamo: buongiorno, Io Compro Siciliano, l'eccellenza siciliana che sto scoprendo grazie a voi è un'esperienza unica. Bravi, grazie Stefania. Ancora Daniele Ligioi dice: è un piacere ascoltare Giovanni Lorenzo Montemaggiore. Grazie Daniele.
E poi ci sono tanti saluti. Salvatore Musso dice grande chef. Daniele Di Gioia ci scrive da Avola. Sebastiano Musarra, buona domenica. Giovanni Caruso, ciao Francesco. Poi abbiamo Daniela Lo Secco, ma tutto meraviglioso. Esistono tanti altri vocaboli della lingua italiana per poter usare. Beh, Daniela, lo sai che cosa? Te lo ridico, meravigliosa, città meravigliosa, isola meravigliosa, ci piace. Inseriscilo anche tu nel tuo vocabolo, nel tuo vocabolario, così magari potrai anche mostrare meglio la nostra terra. Rosario Fiume ci dice appunto che inizia con la sua granita, poi abbiamo Giuseppe Giorgianni, sempre Stefania, insomma continuano a scriverci. Davide Morici, buongiorno al maestro Giovanni Montemaggiore, eccellente arte, cultura e cibo da ascoltare e degustare. Galletta Angelo, grande chef Giovanni Lorenzo Montemaggiore. Insomma, mi sembra di percepire. Di Tito mi piace tanto. Ciao Annaro, ogni mattina arriva un pescivendolo da Sciacca, si sente l'odore del mare. Ciao. Sì, ma volevo fare un inciso. Per paradosso c'è più pesce fresco del giorno a Milano che a Sciacca stesso. Sì, questo perché lo so benissimo. Nella piazza di Milano è molto personalmente, ho avuto modo di provarlo personalmente, perché naturalmente è molto valorizzato a Milano il pesce fresco siciliano. Appunto. Ma dicevo per quel motivo che adducevo prima, cioè le alghe e il pascolo marino in questa fascia è molto alto e quindi la fotosintesi clorofilliana avviene più velocemente e fa crescere le alve. Come le pecore, la ricotta e il formaggio viene meglio se il pascolo è buono, no? Esatto. Allora c'è praticamente un messaggio. Il gambero rosa di Sciacca è molto famoso, no? Sì. Ci sono degli amici che da qualche anno hanno creato un marchio e lo surgelano a bordo, perché è importante, essendo un pesce senza sangue praticamente. Per paradosso sempre, il gambero rosso di Mazzara fino all'altro ieri è più più sano se è surgelato a bordo che non che 3-4 giorni che gira, poi diventa nero, bisogna metterci il medicinale. Allora a quel punto lo prendono, lo surgelano, lo battono subito e lì si ferma, e non mettono l'ammoniaca che poi fa puzza. Ecco. Tra l'altro io ho un grossissimo problema, che sono allergico a un buon 80-90% dei farmaci in circolazione, tutto ciò che è chimico, e non appena assaggio anche un gambero, un solo gambero che ha qualcosa di chimico al suo interno, mi comincia a gonfiare la lingua e lo sento all'istante, proprio all'istante. Ti fa reazione praticamente, di forma allergica, certo. Sono un gambero detector, sono diventato ma è il prodotto che io devo per forza portare questi saluti. Allora, Mariano Carbonetti dice: un grande ma grande maestro della cucina. Ciao Mariano, meraviglioso. Un grande ma grande maestro della cucina siciliana, lo chef Montemaggiore, e a seguire i suoi allievi. Elogi a voi da Londra. Ale Valdese scrive: io la mia terra me la porto pure in Germania, in immagini e prodotti. Ancora Francesco Vitale: forza ragazzi, un grazie per tutto l'amore che state dando a questa terra. Siciliani si nasce. Grazie ancora per questa testimonianza. Senza dubbio. Allora, io a questo punto, perché siamo già nella fase quasi ultima del nostro appuntamento delle 12. Allora, abbiamo parlato di questo personaggio chef. Esatto. Allora, a lui dobbiamo veramente tante cose. Quando parlavamo di architettura del gusto, proprio il menù, no? Quello che era proprio immaginare che ci fosse un ordine da creare in tavola, proprio per dare la possibilità di meglio degustare. È come se degli orchestrali si mettessero a suonare ognuno per conto proprio senza il maestro che li diriga. Ecco cosa è nato. C'è un polpo di Colombo, ma nessuno ci aveva ancora pensato. La gente mangiava a casaccio, come succede purtroppo nei buffet, no? Andiamo al buffet, facciamo una piccola pattumiera nel piatto e ce la portiamo a tavola. Perché è come se avessimo l'incubo che domani resta morto di fame, non lo so, cosa del genere. Lo notiamo tutti, no? Sì. Se invece il buffet fosse modulato, cioè prima ti prendi gli antipastini, vai a sederti, il cameriere ti sparecchia, poi ritorni ai primi, eccetera, eccetera, poi torni con i secondi e dessert, eccetera, eccetera, questo non succederebbe. Succede ancora quando c'è l'assalto alla baionetta al buffet, dove il piatto deve essere, e ci mette la caponata, i gamberi, il prosciutto, la crostata, cioè
Io dico che diventa una piccola pattumiera, ma cosa stai gustando? Io mi sono ammazzato la vita per fare delle cose buone, ho messo tutto di me per fare il piatto e poi tu stai facendo un inquacchio generale e ti stai facendo che hai fatto un sacco di immondizie. Purtroppo bisogna educare. Meraviglioso che penso che stanno condividendo in questo momento, stanno facendo la ola tutti gli chef del mondo, in questo momento stanno facendo una ola. Per questo, allora Scoffieri cosa ha pensato? Io ti faccio il menù, anche se ti porto a tavola, perché prima le persone venivano servite direttamente, il vassoio, ognuno si prendeva una cosa e magari capitava a casaccio. Invece, se c'è una sequenza da seguire, quando ripeto come la musica è tutto un seguire, evidentemente tu sai cosa stai mangiando. Prima una cosa più delicata che lo so io. Prima, se ti devo fare una cacio e pepe, te la do dopo che ti ho dato un altro piatto più delicato. Non farò mai il contrario, no? Faccio sempre un esempio banale che è quello della cioccolata. Se noi ci mangiamo la cioccolata, il caffè, pur essendo zuccherato, ci sembrerà sempre amaro perché abbiamo impappato le papille. Quindi lui ha avuto il metodo del menù, ha stravolto il menù, la brigata di cucina non esisteva, ha dato ordine militarmente a questo team, oggi lo chiameremo team di cucina, e la brigata, infatti il nome richiama la brigata dell'esercito, ma in realtà è più azzeccato brigata piuttosto che team, perché team è una squadra e quindi ognuno dico, oggi siccome tendiamo ad inglesizzare qualsiasi cosa, lo chiameremo team. È la gerarchia, quello che è fondamentale è la gerarchia. Ma infatti lo chef ma senza dubbio, io condivido perfettamente. E poi allora, ci sono ancora... No, vi blocco perché altrimenti poi passano avanti e quindi siccome riguardano proprio... Allora, sta dicendo Sebastiano Musarra, storia del territorio, storia dei prodotti e della cucina, ottimo abbinamento. C'è anche un messaggio da parte di Angela De Luca, appunto, che dà ragione su quella che è naturalmente la storia che stiamo raccontando, quindi su quello che sono gli abbinamenti dei sapori. Maurizio Condorelli saluta, e poi abbiamo un messaggio di Chiara Seguita. Chiara Seguita dice: buongiorno e buona domenica a tutti, i siciliani doc di Io Compro Siciliano. Mi chiedevo se avete anche previsto scuole di cucina a marchio Io Compro Siciliano da esportare nel mondo con prodotti siciliani. Beh, questa è una bella... Francesco, lo possiamo fare. Sì, assolutamente sì. Lo possiamo fare. Ma quando abbiamo personaggi di questo genere a disposizione, è normale che noi abbiamo voglia di condividere con il mondo questo genere di esperienze. Certo. Questi racconti come quelli che sta facendo questo signore, naturalmente, se li tiene per lui, hanno un valore che rimane quello. Se lo condivide, il valore diventa eccezionale. Oggi avrà 1 milione di fans questo signore, immagino. È vero, è molto seguito, e tra l'altro continuano ad arrivare saluti, perché c'è Giovanni Danna. Giovanni, un abbraccio da Palermo. Pasquale Palazzolo, buona domenica, è un mondo migliore per tutti uniti, ce la faremo, salute. Marzia Russo, complimenti per tutto quello che fai. Chef Giovanni Lorenzo Montemaggiore, grande professionista. Ancora Marzia Russo, buona domenica. Beh, chef, mi sembra che effettivamente ci sono ancora, arrivano complimenti da ogni parte della Sicilia per il nostro chef. Devo dire che questa domenica è stata veramente una domenica azzeccatissima. Da quello che lei ci dice, chef, sicuramente possiamo fare una seconda puntata e parlare un po' più esplicitamente e allungare il discorso, perché il discorso è molto lungo, molto vario e appassionante, come dice l'amico Francesco. È vero, poi... Volevo solo concludere per prima certo. il discorso di Ferdinandea, parlando una volta con un assessore che ci dava una mano per le cose che purtroppo a volte uno con qualche personaggio bisogna anche interfacciarsi. E allora giustamente lui ci faceva questa riflessione, dice: voi siete in cucina e fate il menù, sta a voi fare economia, nel senso che se metto caciocavallo palermitano o ragusano anziché parmigiano, e praticamente avete fatto una scelta anche economica, perché avete deciso di spendere soldi di Sicilia. Ma non solo questo, facevamo una disquisizione sul fatto che parlavamo di Agrigento, eravamo 600.000, ma se lo allarghiamo a tutta la Sicilia, siamo 5-6 milioni, fino a un po', poi molti sono andati fuori, quindi mettiamo che siamo ancora 6 milioni. Se riuscissimo a trattenere €1 al giorno per il cibo siciliano, sarebbero 6 milioni di euro al giorno che resterebbero in più in Sicilia, ma non da spendere in più, ma da spendere in alternativa.
anziché la mozzarella fatta alla pesca o la provoletta fatta alla pesca, la pastella del Belice o i formaggi nostri, se no il caciocavallo siciliano è un po' il parmigiano nostro, perché di vaccina è simile e insomma il latte che non è di pecora, quindi potrebbe dare fastidio che il pecorino, ma il caciocavallo sicuramente no. Quindi se noi decidessimo l'olio, anziché andare a cercare quella 2,80 € che fa schifo con la schia maiuscola, dico io, al supermercato, andiamoci a cercare andiamoci a cercare un olio, diciamo nostro, ne usiamo di meno con parsimonia, ma almeno un olio che non ci... Peraltro si parla adesso di oli nutraceutici, cioè che ti nutre curandoti. Sì. Sono stati fatti degli studi, un amico mio con il quale abbiamo fatto un libro, tra l'altro si chiama La dieta assolutamente siciliana, e lo dobbiamo adesso un attimino ampliare e modificare, dove il libro spiega anche dietologicamente come non abusare del cibo siciliano. Il cibo siciliano assolutamente, ma non c'è la parmigiana, ma anziché di 3 piatti assaggia, gusta, divertiti a tavola, Giovanni, ma mangiane poco. Perdona l'interruzione, Giovanni, una cosa importantissima. Oggi pomeriggio, che abbiamo l'appuntamento solito della nostra nutrizionista, sì, parleremo appunto di questo tema, che è quanto sia importante consumare siciliano, quindi i prodotti locali, per certo, un futuro, per andare a prevenire future cure. Io ne sono certo, la testimonianza, perché essendo che non posso fare uso di nessun farmaco, la mia alimentazione naturale è fondamentale per stare bene ed evitare cure. Certo. Ma se vuoi, se ti fa piacere, possiamo riparlare più tardi e ti faccio vedere il libro che abbiamo scritto. Io ho curato la prefazione. Potrebbe essere anche un'idea questa cosa qua. Te lo posso rubare questo ospite speciale oggi, Katiuska? Assolutamente sì, certo, ma certo. Comunque, secondo me il cibo è cultura, è storia, è passione. Se tu leggi libri di storia vedi incontri anche la cultura gastronomica. Noi abbiamo naturalizzato il pomodoro, le melanzane e i peperoni, ma non sono nostri. Se non fosse stata scoperta l'America, non avevamo né la cioccolata a Modica, né le melanzane di Francesco, né la peperonata e né tanti altri prodotti, che la patata. Parmentier scoprì che non era un tubero da pianta, da arrampicante, come fa la nonna, no? Ma è un tubero che ha sfamato intere popolazioni, lo sappiamo questo, no? Ma se non veniva dall'America, se che non scoprì l'America, praticamente dice: ma che hai scoperto l'America? Sì, con tutto il resto. Allora, io devo fermarvi perché siamo veramente a chiusura di questo appuntamento. Volevo salutare tutti gli amici che oggi hanno scritto, perdonateci se qualche messaggio ci è sfuggito. A questo punto, chef, noi cogliamo l'occasione per dire: facciamo un salto e ci spostiamo praticamente alle 18 nell'appuntamento del nostro straordinario e mitico Francesco Caravello, anche per certo, per approfondire, perché siamo felici di condividere con tutti gli amici del popolo di Io dico che il cibo ti nutre o ti può anche far star male, dipende come lo metti assieme. Il cibo è chimica, ha detto Gualtiero Marchesi, sta al cuoco farlo diventare arte. Quindi poi sta a noi mettere la foglia di basilico prima, dopo, durante o all'ultimo e fa la differenza del piatto. E tutto sta lì alla passione e il cuore che si ci mette, no? Io dico sempre ai miei ragazzi che la cotoletta della mamma è buona, le lasagne della mamma sono buone, ma quella della domenica della nonna è ancora più buona. E tutti asseriscono che quella della domenica della nonna è sempre più buona. Quindi un cuore diverso che è quello della nonna, che ci mette forse più passione, con gli stessi elementi, non è che ci sa... Però fa la differenza, chissà perché. La passione e la tradizione. Bene, siamo a chiusura. Ciccio Caravello. Sì, intanto vogliamo dare un saluto a tutti gli amici che ci seguono quotidianamente, tutti gli amici che interagiscono con noi. Ricordiamo che più tardi alle 18 si parla di quanto sia importante l'alimentazione siciliana per la nostra salute. Ne parleremo con una grande professionista, perché a noi piace sempre parlare con dati tecnici scientifici alla mano, quindi avremo la dottoressa Citarella con noi presente come testimonianza di quello di cui parliamo. Probabilmente forse avremo anche Giovanni, così se vi volete sono qua. Assolutamente. E dopodiché niente, che dire, ringraziare tutti, augurare a tutti buona domenica e continuiamo a comprare siciliano, che è fondamentale. Un ultimo appello, che è quello che faccio ogni giorno, 3 volte al giorno. Ragazzi, è importantissimo oggi più che mai un solo caffè
anche un solo caffè a settimana al bar, ragazzi, può essere di aiuto per tutte quelle attività commerciali che in questo momento stanno vivendo il momento più drammatico di sempre. Un caffè, una pizza, un aperitivo, una sola volta a settimana, nei limiti del possibile, è essenziale per la salute di queste attività commerciali. Aiutiamoli, incoraggiamoli. Anche da sport volendo, Anche È da vero. sport, ma vuoi mettere la bellezza di un caffè al banco bar? No, non c'è prezzo, però voglio dire... Dobbiamo iniziare a riprendere le nostre abitudini in sicurezza, ma a riprendere le nostre abitudini. Signori, io vorrei ringraziare il nostro chef per questa bella domenica, grazie a Giovanni Lorenzo Montemaggiore, grazie chef per aver condiviso la sua grande esperienza con noi. Vorrei leggere l'ultimo messaggio di un nostro amico, Sebastiano Musarra, scrive: viva la Sicilia. Con questo messaggio di Sebastiano Musarra vorrei chiudere questo appuntamento, ma non prima di avere chiuso come piace a noi. Chef, potrebbe gentilmente avvicinarsi un po' alla nostra camera? Ciccio Caravello, potrebbe gentilmente avvicinarsi un po'? Noi chiudiamo questa domenica 7 di giugno da Favignana, da Sciacca e da Palermo in questo modo. Io compro siciliano. Ci piace. Ciao, alle 18 aperitivo social. Ciao. Buona domenica.